Amici di Directa Sport, siamo a Usini, benvenuti al Peppino Sauda. Qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Alberto Tosini si apprestano a raccontarvi Torres Aprilia. È la quinta giornata del campionato di Serie C, Girone C, con le squadre nel cerchio del centrocampo agli ordini del signor Alberto Enrico Argiolas di Cagliari, che dirigerà la sfida coadiuvato dalle bandierine di Alessandro Ventuleddu di Sassari e Pietro Fae di Ozieri. Noi andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte iniziali dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dall'Aprilia, che schiera con il 4-3-3 in porta. Castelrione da destra a sinistra, davanti all'estremo difensore biancoceleste ci saranno De Stradis, Morlock, Spagnuolo e Conti. Davanti alla retroguardia a Girao Maiorca, agli interni di centrocampo saranno Lauria e Di Federico, a supporto dell'unica punta Virginia Galluzzi, gli esterni Padovan e Melillo. Per quello che riguarda invece la squadra allenata da mister Arca, Ruotolo in porta, difesa anche qui a 4 con Tumane, Congia, Tamburini e Redolfi. Le due di centrocampo saranno Lombardo e Borgia, alle spalle del centravanti Adriana Gomez, Ladu, Caparelli e Marinic. A disposizione per quello che riguarda l'Aprilia Unkin, Monti, Pisa, Latini, Pacifico, Mastronuzzi, Grossi, Balem e Lo Staglio. 4 sole giocatrici invece in panchina per la squadra sassarese sono Sanna, Iliceva, Peddio e Russu. Aprilia reduce dalla sconfitta sul terreno di gioco di casa contro il Bologna, passato con il punteggio di 3-1, vano il gol di Galluzzi, poi ribaltato dalla rete di Racciopo e dalla doppietta di Sciarrone, mentre la Torres avrebbe dovuto giocare su questo terreno di gioco contro la Pistoiese, squadra toscana che non è mai arrivata sul campo in cui si sarebbe dovuta disputare la sfida, e allora la Torres ha preso 3 punti gratis, vincendo con il punteggio di 3-0 a tavolino. Aprilia che nel corso di questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione, con il classico completo con la maglia bianco-celeste e i pantaloncini celesti. Torres tutta in bianco farà logicamente il contrario. Da destra a sinistra arriva ora il primo fischio di Argiolas, che dunque decreta il ritorno in campo della Torres, dopo che la squadra di Arca aveva disputato l'ultima partita ufficiale il 17 di ottobre contro la Jesina sul terreno di gioco di Olmedo. Allora decise una doppietta di Bassano. Torres che occupa il quarto posto in classifica, lontana 6 lunghezze dal terzetto di vetta composto da Filecchio, Arezzo e Bologna. Torres che prova subito a imporre il suo gioco, guadagnando il corner che viene battuto da Lombardo, palla che sbuca insidiosa all'interno dei 16 metri laziali, non la tocca nessuno, e allora rimessa laterale dall'altra parte, affidata alle mani di Cecilia Conti. L'appoggio all'indietro per Padovan, disturbata da Gomez. L'ultimo tocco è ancora di una giocatrice di casa. E allora altra rimessa laterale per l'Aprilia. Torres che prova a pressare alta fin dall'inizio. Aprilia costretta a buttare via il pallone regalandolo a Lombardo, che prova a liberarsi della guardia di Lauria. Lombardo dialoga con Caparelli, poi si cerca il pallone in profondità. Ancora Lauria, pressata da Lombardo, riesce a venire fuori da una situazione complicata l'interno di centrocampo classe 2000. Prova Melillo ad andare in verticale cercando e trovando Galluzzi.
che perde palla sull'attacco di Lombardo. Possesso nuovamente, ma solo per un attimo per le laziali. Redolfi. Ladu sbaglia il controllo, fa la stessa cosa di Federico e allora il possesso è ancora rosso-blu con Borges. Ladu prova una traccia complicata, pallone intercettato da Melillo. Maiorca, l'apertura sulla destra, Redolfi protegge la rimessa con le mani, il tutto quando siamo giunti al terzo minuto nel corso del primo tempo, punteggio di 0-0 tra Torres e Aprilia. Con le mani Redolfi da Ladu, attaccata da De Stradis, costretta ad accelerare i tempi della giocata, concede l'out all'Aprilia, battuto dalla stessa classe 2002 De Stradis. Ladu, Lauria all'indietro da Morlock, ancora all'indietro da Castelrione, il rilancio lungo del portiere dell'Aprilia, poi Lauria nel cerchio del centrocampo, prova a verticalizzare trovando l'ostacolo di Borges. Ladu prova a imbeccare Redolfi, non ci arriva uno dei 4 nuovi acquisti nel mercato invernale, l'ex giocatrice della Riozzese, subito titolare. Con le mani De Stradis, col piatto del destro Ladu. Ora Borges, palla in verticale, poi Marenic cerca in qualche modo Caparelli, tocco non è granché, ma è la stessa giocatrice serba a recuperare, appoggiarsi a Lombardo che va all'indietro da Congia, svirgola il capitano. E allora rimessa Aprilia, ancora De Stradis sul punto di battuta, prolunga Melillo per Di Federico, palla in mezzo, chiude Congia, calcio d'angolo per l'Aprilia. Primo tiro dalla bandierina per la formazione quest'oggi in trasferta. Aprilia che occupa il quartultimo posto in classifica, solo una vittoria nel campionato della formazione biancoceleste ottenuta alla seconda giornata nel derby laziale contro Roma 14º. Calcio d'angolo battuto, palla che arriva sul secondo palo, il colpo di testa da parte di Morlock viene bloccato facile, prima parata in rosso-blu per Angela Ruotolo, che poi rilancia con il destro là dove ci sono solo giocatrici biancocelesti a saltare di testa. Redolfi in verticale cerca Gomes, palla che si impenna, Ladu riesce in qualche maniera a tenerla viva. Marenic da Borges, fermata da Di Federico, possesso Aprilia, palla in verticale, Congia con calma, ora attaccata da Galluzzi, accelera il rilancio, Ladu prova a tenere in campo un pallone complicato, non ci riesce. Sesto minuto, 0-0 al Peppino Sau di Usini. Con le mani la solita De Stradis. La tiene in campo Lauria. Redolfi Lombardo. Caparelli valuta male la traiettoria. Palla che sfila oltre la linea bianca che delimita il terreno di gioco. Allora nuovo out per l'Aprilia. Palla già battuta. Rimessa già battuta, con Lombardo che disturba l'avversaria. Caparelli qui anticipa Lauria. Borges in verticale a cercare il movimento in profondità di Gomes. L'Aprilia non riesce però a ripartire. Redolfi a cercare Ladu che vince il rimpallo con De Stradis, poi mette la palla al limite con il sinistro, libera in qualche maniera l'Aprilia, possesso ancora per la squadra rosso-blu quest'oggi in bianco. Redolfi, palla tagliata, legge bene
Conti e libera. Anticipo secco di Tamburini che poi si avventura nella metà campo offensiva. Caparelli al limite, c'è spazio per il tiro, prova il servizio per Ladu, l'ultimo tocco di De Stradis, arriva il corner per la Torres. Arriva Flavia Lombardo sul punto di battuta. 2 gol fin qui nella stagione della centrocampista siciliana, uno in campionato nello sfortunato esordio di Bologna e uno in Coppa Italia contro il Caprera su calcio di punizione. Marinic vicino da Lombardo. Marinic prova a far girare il destro, palla che termina ben distante dallo specchio della porta difesa da Castelrione. Prima conclusione per la squadra di casa. E allora con calma Castelrione a far ripartire l'azione delle sue. Rilancio un po' così, non riesce a tenerlo in campo Padovan. E allora rosso-blu che si mantengono nella metà campo offensiva. Chiusura aerea da parte di Conti. Ora riceve Caparelli che prova a liberarsi dello stesso numero 14, poi approfitta della dormita di un'avversaria per mettere una palla a rimorchio. Gomes anticipata all'ultimo. Poi Ladu, Borges di prima col sinistro a cercare Redolfi che calcia da lontanissimo, traversa linea, palo e gol. Torres in vantaggio con il gol al 10° minuto di Giulia Redolfi, che ha calciato da distanza siderale, ha trovato la traversa, la linea, il palo e poi il palla che ha oltrepassato la linea bianca. Dunque passa la Torres con il gol all'esordio in rosso-blu di Giulia Redolfi. Servono dunque poco meno di 600 secondi alla Torres per trovare il vantaggio. È già ripartita la gara con Lauria che ha servito Conti, palla ancora per il numero 6, ora la Torres presa alto dopo il gol di Redolfi. Conti a cercare Padovan, capito tutto Tamburini, poi palla in verticale, chiusura di Conti, rimessa con le mani per la squadra di casa. Ha battuto Tamburini di testa in qualche maniera Morlock. Tumane, ora l'Aprilia che prova a organizzare una manovra offensiva, sale De Stradis a premiare Melillo, spazio per il traversone del numero 23, traiettoria insidiosa, una sorta di tiro cross da parte di Natalie Melillo. Palla che termina sul fondo con Ruotolo che osserva la traiettoria terminare lontana dai pali della sua porta. E lo stesso portiere Campano a rilanciare, prolunga Borges, poi Morlock, saltare Marinic, poi Tamburini di prima, bene con il sinistro per Caparelli che sterza sulla diretta avversaria, torna ancora dalla numero 7, palla che ristagna un minimo sull'auto di destra, alla fine arriva la chiusura di Lauria, ma il possesso è ancora per la Torres. Marinic fa fuori Conti, prova a saltare anche un'altra avversaria che la ferma ma solo per un attimo. Marinic vince anche un paio di rimpalli, alla fine l'Aprilia in affanno la butta più lontano che può con Di Federico. 12° minuto in corso al Peppino Sau di Usini,
da poco più di 2, la Torres è in vantaggio grazie al gol di Redolfi. Caparelli fermata da Conti, cercata e trovata Galluzzi, che poi va a entrare duro su Caparelli. Ancora rimessa a Torres con Tamburini, palla difficile da addomesticare per Gomes nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Quantomeno la giocatrice portoghese non concede la rimessa dal fondo. E ancora una volta l'Aprilia fa fatica a uscire dagli ultimi 30 metri di campo. Con le mani Tamburini. Si fa vedere e riceve Marinic. Appoggio per Caparelli. Poi Di Federico apre a destra per Melillo. Destradis. Chiusura di Redolfi su Melillo. Colpo di testa di Borges che si pesta un po' i piedi con Ladu. Poi Tumane a rendere problematico il controllo di Galluzzi. Lombardo all'indietro per Ladu che poi sceglie la cosa più difficile ma le riesce. Lombardo da Gomes, si butta dentro Borges, apre l'ex giocatrice del Benfica, palla che acquista velocità anche causa vento e diventa irraggiungibile per il numero 23, ex giocatrice dell'Accademia Elpides Karditsas in Grecia. Primo anno in rosso-blu per Caparelli. Rilancio di Castelrione, colpo di testa di Tumane, poi protetta in qualche modo l'uscita di Castelrione. Aprilia che se la cava con un po' di affanno, rilancio con l'esterno del destro del portiere laziale, colpo di testa di Redolfi. Torres nella posizione ideale per gestire la partita. Dopo il gol di vantaggio recupera Marinic, si muove Gomes, eccola l'imbucata per il numero 9. Chiude bene Spagnuolo, anzi Morlock. Arriva sul punto di battuta Redolfi. Si protegge Gomes, viene comunque anticipata. Fallo laterale immediatamente bissato per la Torres. Redolfi che stavolta sceglie Marinic che si libera in maniera fallosa di Mallorca, che era stata brava a prendere posizione davanti alla giocatrice serba. Di testa non ci arriva Melillo. Redolfi non interviene per evitare l'attacco di Galluzzi. Ancora Destradis. Due volte Mallorca. Poi Borges anticipata da Galluzzi. Gomes riesce a controllare il pallone, apre a destra per Caparelli, apertura troppo stretta, allora buca l'anticipo Lombardo e può ripartire l'Aprilia. Tamburini ci mette una pezza, poi va a pressare Lauria. Lombardo ancora a fare la guerra con il numero 6 che riesce a mantenere il possesso ma è costretta a tornare indietro. Tamburini Lombardo chiama palla Gomes, ottimo qua, pulito e in bello stile l'anticipo di Spagnuolo. Destradis cerca Galluzzi, anticipata da Congia, poi Di Federico apre sulla sinistra, rischiano il pasticcio, va a terra Padovan, calcio di rigore per l'Aprilia. Andata giù Padovan sul contatto con Ruoto e dunque calcio di rigore e ghiotta chance per pareggiare per la squadra ospite.
L'incomprensione nella retroguardia rosso-blu. È praticamente alla prima opportunità l'Aprilia. Può impattare al 18esimo. Una giocatrice che ha subito il fallo, che dovrebbe essere stata Padovan, è ancora a terra, dunque si dovrà aspettare per l'esecuzione del penalty in favore della squadra quest'oggi in trasferta. Ad assumersi l'onere della battuta il capitano Francesca Maiorca, che ha l'occasione per trovare il primo gol del suo campionato a duello individuale con Angela Ruotolo, che ha l'opportunità di rifarsi dopo la frittata combinata e che ha originato il calcio di rigore. La battuta centrale, arriva il pareggio da parte dell'Aprilia, segna Francesca Maiorca al 19esimo. Punteggio che dunque torna in parità al Peppino Sau di Usini. E Torres che incassa il primo gol in casa del suo campionato, grazie al rigore trasformato da Francesca Maiorca. Annullato dunque l'effetto del vantaggio firmato da Giulia Redolfi. Marinic da Tamburini sulla verticale da Caparelli, che non la tiene in campo. Aprilia che dunque ha trovato il pari con il minimo sforzo, se non nullo. Di testa Lombardo, Di Federico, pressata da Marinic, torna indietro da Conti, pressing di Caparelli che recupera palla, salta Conti, si ritaglia lo spazio per il traversone, sfonda sulla destra Caparelli, rimpallo che stava per diventare vincente. Spagnuolo libera in qualche maniera ancora Torres con Caparelli alle porte dell'area di rigore, viene fermata in qualche maniera ancora Torres che ora reagisce al colpo del pari. Tamburini fermata senza fallo. Lombardo, Caparelli, Marinic prova a prendere la linea di fondo il numero 80, l'ultimo tocco è di una giocatrice dell'Aprilia, calcio d'angolo per la Torres. Piccola incomprensione tra Argiolas e l'assistente numero 1 Ventuleddu. Alla fine calcio d'angolo per la squadra sarda. Nuova battuta a 2 del corner sul punto di battuta. Redolfi e Borges, la mette in mezzo il numero 32. Nessuna giocatrice della Torres dentro l'area piccola per la deviazione vincente. Allora Aprilia che se la cava e può ripartire dal lato opposto con il fallo laterale affidato a Destradis. Di testa Ladu, Borges, Gomes in area di rigore, Gomes, spazio per il destro, Gomes! Torres torna in vantaggio, altro gol all'esordio, stavolta a firmarlo è Adriana Gomes. Torres che dunque torna in vantaggio dopo circa 3 minuti, conclusione vincente sul primo palo di Adriana Gomes. E come detto, primo gol alla prima presenza anche per la giocatrice lusitana. E dunque 2-1 al Peppino Sau. Non mancano le emozioni quando è andato via solo un quarto della sfida. Tumane, Caparelli
prova a sterzare su Lauria che ne legge bene le intenzioni. E allora con le mani Tamburini, Caparelli di testa, fa la stessa cosa Maiorca, palla che non va giù per un po', ci pensa Marinic che spezza il raddoppio, si appoggia su Lombardo che chiude il triangolo. Qua forse è una sterzata di troppo da parte dell'80. Si riparte da De Stradis, Redolfi, Marinic prova a prolungare per Gomes che le aveva chiamato palla. L'ultimo tocco è dell'autrice del gol del nuovo vantaggio rosso-blu. Ladu ad alzare il campanile ma soprattutto ad anticipare di Chiara. De Stradis colpisce troppo con l'esterno, palla che esce fuori dal perimetro di gioco e dunque andrà Redolfi a far ripartire la sfera contro movimento di Lombardo che non riceve. Si va profondo da Gomes che viene fermata fallosamente. Qua buona presa di posizione da parte di Gomes. Spagnuolo non riesce ad anticiparla, è costretta a commettere fallo, diventando così al 24esimo minuto del primo tempo la prima giocatrice ammonita della sfida. Chance su calcio piazzato per la Torres. Lombardo pronta a mettere palla in area di rigore, a meno che il 14 non decida di provare a sorprendere Castelrione, che infatti non si fida, ne mette 3, forse un po' troppe, in barriera. Lombardo basso, persa Gomes che fa sfilare. Aprilia non paga dazio, allora Di Federico più lontano che può, Galluzzi travolta da Tumane. Calcio di punizione Aprilia. Arriva ora il pallone, da non averne niente ad averne uno di troppo. De Stradis non ha troppa fretta di battere questo calcio di punizione, d'altronde manca ancora una vita qui a Usini. Eccola la battuta del numero 19, di testa Congia, che non riesce però a orientare verso il campo. E allora Aprilia che guadagna metri. (26esimo minuto nel corso del primo tempo al Peppino Saudi Usini. Torres 2, Aprilia 1. Le reti al 10° di Redolfi, al 19esimo il pari su calcio di rigore di Maiorca. 3 minuti dopo il gol di Adriana Gomes. Marinic a contatto con Maiorca. Si gioca ancora l'ex giocatrice dello ZFK Spartak in patria. Finisce per trascinarsi palla nel campo per destinazione, rimessa laterale già battuta da De Stradis. Di testa Borges, altro tentativo aereo di Maiorca, poi palla all'indietro, là dove Morlock la manda più lontano che può, l'anticipo secco di Congia su Galluzzi. Poi arriva il fischio di Argiolas che concede il calcio di punizione alle ospiti. Di testa Redolfi, controllo orientato di Ladu, si butta dentro Gomes, palla buona nelle intenzioni, un po' meno nella misura, e che non può rientrare nella disponibilità di Gomes.
più alto che lungo Castelrione, di testa Redolfi. Ladu non controlla, poi Borges che non si fida, non riesce a proteggere la rimessa con le mani, concedendone una già battuta all'Aprilia. Congia bene su Galluzzi. Melillo dal numero 7, spalle alla porta, cerca spazio per il traversone, deviazione di Redolfi, scambio un po' fortuito, Melillo guadagna l'area di rigore, tentativo di cross basso deviato da Lombardo e allora calcio d'angolo per l'Aprilia, con De Stradis a monopolizzare tutte le palle ferme che nascono sul settore destro dell'attacco dell'Aprilia. Batte De Stradis, palla che sbuca e arriva il nuovo pareggio da parte dell'Aprilia, dimenticata sul primo palo. Gol firmato da Martina Padovan. Segna dunque il numero 11. Ci siamo presi anche noi qualche secondo per capire chi fosse stata l'autrice del gol, che andiamo di fatto a ufficializzare. Si tratta di Martina Padovan, che è la prima giocatrice dell'Aprilia in questo campionato a salire a quota 2 reti in campionato. Dunque nuovo tentativo di fuga della Torres, rintuzzato dal pareggio dell'Aprilia. Nuovamente su palla inattiva, un po' dormito qui la difesa di Arca. Colpo di testa vincente di Martina Padovan e dunque nuovamente tutto da rifare per le rossoblù. Redolfi prova a dialogare con Ladu, che non ne premia la sovrapposizione. Si torna da Lombardo. Marinic riceve ai 25 metri a destra, tantissimo spazio per ricevere Capparelli. Controllo inizialmente un po' problematico e poi prende bene la linea di fondo, palla tesa in mezzo, Gomes anticipata. Congia ad anticipare Galluzzi. L'apertura sulla sinistra è precisa per Capparelli. Nuovo duello individuale con Conti. Le prende il tempo Capparelli, che salta un'avversaria, ne salta due, poi viene in qualche maniera prima rallentata e poi fermata da Morlock. Intervento in tackle pulito di Borges. Capparelli a memoria per Gomes. Palla troppo lunga. A vita facile questa volta Castelrione. Ora la sfida prende un po' di ritmo. De Stradis in anticipo Congia. Marinic riceve, spalle alla porta. Apre nuovamente per Capparelli, che stavolta non riesce ad arrivare puntuale con l'appuntamento con il pallone. Sfera stessa che sfila oltre la linea bianca, rimessa laterale già battuta da Conti. Ha ricevuto Lauria. Il rilancio lungo di Padovan, buca l'anticipo Tumane ma non paga Dazio. Tamburini all'indietro da Congia. Un'occhiata all'Adu, eccolo il pallone per la fresca ventenne, che spizza ma non tiene il pallone in gioco. Ancora il 19 biancoceleste a rimettere palla in gioco. Si fa vedere sulla verticale Melillo, più profonda c'è Di Federico. Altro colpo di testa di Ladu, che ha più o meno la stessa sorte del precedente. Ancora la classe 2002, De Stradis, la più giovane titolare quest'oggi per l'Aprilia. Redolfi in qualche maniera tocca, ma verso l'esterno. De Stradis viene incontro Galluzzi, poi la alza Ladu. Marinic prova a liberarsi in qualche maniera dall'attacco di Lauria, poi prova a imbeccare Gomes, che si impegna e tiene vivo il pallone. Può andare a puntare la diretta avversaria, converge Gomes, un'occhiata in mezzo, il pallone per Marinic non controllato dal numero 80. Allora Lauria
in qualche maniera. Padovan di prima per Galluzzi, bello il controllo con la suola, si apre Melillo, partita in posizione regolare, il numero 23 prova a puntare Redolfi, Melillo calcia Redolfi in qualche maniera con un intervento che poteva sembrare un po' sospetto. Fischia Argiolas. Probabilmente Ventuleddu gli ha segnalato con qualche parolina di troppo da parte della panchina laziale. Allora si prende qualche secondo il fischietto cagliaritano per andare a catechizzare la panchina dell'Aprilia. E allora si può ricominciare a giocare con De Stradis. Prolunga Ladu che di fatto prova a imbeccare se stessa. Spunta un pallido sole qui a Usini, giornata tipicamente invernale. Nuovo tentativo aereo di Ladu che poi viene anticipata dalla diretta avversaria. Rimessa per Redolfi. Prolunga Marinic, colpo di testa di Maiorca, poi Marinic a sradicare il pallone dai piedi di Lauria, palla profonda per Gomes che viene inizialmente trattenuta da un'avversaria, tiene il pallone in campo, si libera con una grande giocata di un'avversaria, anche della seconda, poi calcia in porta, para Castelrione, buona iniziativa qui da parte di Gomes. Ha parato Castelrione, una conclusione da posizione complicata. Congia a disturbare Galluzzi, non c'è fallo. Lauria sbaglia il servizio per la compagna, intervento regolare di Caparelli. Marinic imbucata per Gomes, palla un pelo lunga, esce Castelrione. Rilancio dell'estremo difensore dell'Aprilia. Nuovo duello tra Galluzzi e Congia. Lombardo attacca di Federico. Aprilia costretta a buttarla via. Melillo, Ladu ad anticipare la diretta avversaria. Calcio di punizione per l'Aprilia, con il direttore di gara che ha ravvisato un tocco di mano di Ladu precedente al contatto tra il numero 10 di casa e il numero 21 dell'Aprilia di Federico. 36esimo, 2-2 al Peppino Saudi Usini. De Stradis profondo, palla che stava per arrivare a Padovan, ci mette una pezza a Tamburini. Rimessa laterale sull'out di sinistra affidata a Conti. Aprilia che ha sviluppato prevalentemente sulla destra. Ora prova a costruire qualcosa dal lato opposto con questa palla che sbuca insidiosa con Ruotolo che non la legge benissimo. Poi sul tentativo di Tapin di Melillo, posizione irregolare del numero 23. Prolunga Lombardo, si cerca Ladu che viene anticipata qui da Spagnuolo, numero 25 ospite, che è l'unica giocatrice fin qui ammonita da Argiolas. Gara fin qui abbastanza tranquilla per il direttore di gara, qua il controllo orientato di Marinic.
finisce per regalare il fallo laterale alla squadra quest'oggi in trasferta. Di testa Ladu, poi Lombardo, alzare un campanile per una compagna che non c'è. Melillo prolunga per Galluzzi, capito tutto Borges che fa fuori due avversari con il controllo, poi Ladu a far la guerra con De Stradis, prende il tempo al 19, ci pensa Spagnuolo a contenere l'iniziativa del numero 10. Fasi finali del primo tempo, 7 minuti più recupero. Ai due fischi di Argiolas. Marinic. Finta al traversone con Mancino. Arriva il raddoppio della difesa. Marinic si incaponisce un po'. Torres che si mantiene in proiezione offensiva. La battuta con le mani di Redolfi. Spazza di Federico, controlla Galluzzi, poi Redolfi, Melillo sterza e prende il centro del campo saltando Borges, sì ma Lombardo no. Di Federico, in avanti, Congia apre col sinistro cercando e trovando Caparelli, arriva la sovrapposizione di Tamburini, Caparelli non ha copertura, rischia un po'. Poi si appoggia su Lombardo di prima, bene per Tamburini, posizione regolare del numero 7, traversone interessante. Uscita sicura di Castelrione. Qua buona trama da parte della squadra di Arca, costruita sull'out di destra con sull'asse Tamburini, Caparelli, Lombardo. Cross un po' troppo sul portiere che ha bloccato, ha rilanciato ma non ha fatto niente di meglio se non concedere una rimessa al lato alla Torres. Si fanno vedere Lombardo, Ladu, Borges, alla fine Redolfi sceglie Marinic. Ladu vicino da Lombardo che deve uscire da quel fazzoletto di gioco. Comunque bene Lombardo per Borges che verticalizza per Gomes, ha capito tutto Spagnuolo che si prende pochi rischi e manda palla fuori. Marinic, lato corto dell'area, traversone teso, non c'è nessuno, pronto alla deviazione, poi Galluzzi a duello con Congia, fallo del 3 e cartellino giallo per il capitano della Torres. Un ammonito per parte, un difensore centrale ammonito per parte, prima Spagnuolo, poi Congia. 41esimo in corso, 2-2 a Usini. Fischia Argiolas e batte De Stradis. Di testa Redolfi, poi Borges con l'esterno per Ladu. L'anticipa il numero 19, sicuramente una delle giocatrici più coinvolte nel primo tempo dell'Aprilia, che con il minimo sforzo si è vista di fatto omaggiata di 2 reti da 2 disattenzioni della squadra sarda. Qui Gomes riesce a guadagnare un fallo laterale. Arriva Redolfi. Che cerca e trova ancora Gomes. Triplicata la portoghese. Torna indietro da Borges. Si rimane sul fronte sinistro con Redolfi che prova a sfondare da quella parte. Melillo la ferma. Rimessa a Torres. Batte il 32. Si
fa vedere Marinic, disturbata in qualche maniera da Maiorca. Marinic che si trascina, palla sul fondo. Infuriato Arca in panchina. Con tutta la calma del mondo Castelrione. Redolfi, Ladu, non c'è fallo e allora De Stradis profondo, Redolfi, poi Lombardo a mettere ordine. Appoggio per Congia, Lombardo controlla col sinistro e prolunga benissimo per Tamburini. Poi Capparelli, rimpallo con un'avversaria, palla ancora in campo. Tamburini chiude Conti, Tamburini scorta il fallo laterale. Serie di batti e ribatti, alla fine Tumane. Capparelli si appoggia su Lombardo che salta la diretta avversaria mandandola a sedere. Borgia al limite, apertura per Ladu, prova a far girare il destro Ladu, palla sul fondo. Torres che trova nuovamente una conclusione, lo fa con il destro a giro di Ladu. Si era mossa bene la palla qui nell'attacco rosso-blu. Tiro di Ladu non sufficientemente preciso. E allora rimessa Aprilia. Aprilia che quest'oggi ha subito gol per la quarta volta in 5 partite di campionato. Il pallone lungo con Congia che prolunga di testa per Ruotolo. Con le mani vicino il numero 1 da Tumane. Lombardo, palla pericolosa e anche un po' fortunata qui la centrocampista ex Catania. Tumane, Lombardo, Capparelli, si sovrappone Tamburini. Capparelli prova ad accentrarsi, finisce col perdere palla, la recupera Borges che va in verticale per Marinic che può andare 1 contro 1 con Morlock. Arriva il raddoppio di Maiorca a evitare guai per l'Aprilia. Capparelli prova a puntare Conti, finisce per infilarsi in un vicolo cieco, perdere palla, toccare per ultima, rimessa Aprilia, 1 minuto di recupero, questa la segnalazione di Argiolas. Con le mani Conti, Padovan, ne salta una, non la seconda. Poi apertura per Melillo, Redolfi addomestica un pallone che poteva risultare complicato. Borges in orizzontale, non bene da Lombardo. Poi il fallo del numero 14. Pochi secondi per l'Aprilia per battere questo calcio di punizione di Federico. Apre per Melillo, palla stretta, Redolfi se la cava in qualche maniera. Allora Aprilia che chiude nella metà campo offensiva, sarà verosimilmente questa l'ultima giocata del primo tempo. Redolfi che si libera del pallone, fischia 2 volte Alberto Enrico Argiolas di Cagliari e manda Torres e Aprilia negli spogliatoi. Finisce il primo tempo al Peppino Sau di Usini 2-2. Il risultato parziale rapidamente, la successione delle reti, Torres avanti al 10° con il mancino velenoso di Redolfi, il pareggio di Maiorca al 19° sul calcio di rigore, Torres che era tornata in vantaggio con Adriana Gomez al 22°, salvo poi vedersi raggiunta in maniera temporaneamente definitiva dal colpo di testa di Padovan al 29°, 2-2 dunque tra Torres e Aprilia al Peppino Sau di Usini. Noi ci prendiamo un quarto d'ora di pausa circa, ci risentiamo tra non molto per la diretta del secondo tempo dal Peppino Sau di Usini.
Amici di Directa Sport, nuovamente dal Peppino Sau di Usini sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Torres e Aprilia, quinta giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, girone C, primo tempo andato in archivio con il punteggio di parità. Torres due volte in vantaggio con i gol di Redolfi e Gomes, e due volte raggiunta prima dal calcio di rigore di Mallorca e poi dal colpo di testa di Martina Padovan. Secondo tempo iniziato da una manciata di secondi. Torres che nel secondo tempo attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione, completo interamente bianco. In bianco celeste l'Aprilia farà logicamente il contrario, attaccando da destra a sinistra. Torres che ha controllato le operazioni nel primo tempo, salvo pagare a carissimo prezzo le due ingenuità che sono costate, le due reti che hanno fissato il punteggio con cui le due squadre sono appena rientrate sul terreno di gioco. Primo calcio d'angolo del secondo tempo per la formazione sassarese. Partono tutte da lontano le giocatrici della Torres, la battuta a cercare Congia, palla che sfila e arriva a Caparelli e prova a prendere la linea di fondo, è andata a contatto con Conti, leggermente claudicante la giocatrice con la maglia numero 23. Torres che si mantiene dunque in proiezione offensiva alla caccia del terzo vantaggio della partita. Marinic, arriva il raddoppio, Marinic costretta ad arretrare il proprio raggio d'azione, poi Caparelli prova a sfondare sulla destra il 23, poi Tamburini, Lombardo prova a imbucare per Caparelli, linea di passaggio complicata da esplorare, poi Marinic anticipata. Lauria recupera l'Aprilia, Galluzzi, Padovan recupera Tumane, la porta il numero 2, può ricevere Caparelli, rimane a terra Tumane, calcio di punizione per la Torres. A battere la punizione l'ex Torino e Novese Tamburini. Caparelli, raddoppio vincente da parte dell'Aprilia. Galluzzi lavora a spalle alla porta, prova a liberarsi di Tumane che la ferma in maniera fallosa, almeno questo l'avviso di Argiolas. Punizione già battuta vicino per Mallorca, riceve Spagnuolo, sale il numero 25, anticipa Redolfi, ancora Spagnuolo che alza il campanile. Redolfi prende il tempo per il colpo di testa ma non riesce a tenere il pallone in campo, e allora Melillo a lasciare la battuta ad Estradis. Recupera Ladu che va via a Mallorca, c'è spazio per il numero 10 che fa correre Caparelli, che sprigiona tutta la sua potenza, prova a puntare Conti. Caparelli imbuca per Marinic, palla direttamente sul fondo. Rimessa affidata al portiere dell'Aprilia, Ilenia Castelrione. Di testa Caparelli, meglio di Conti, arriva Tamburini che non riesce a tenere il pallone in gioco. Quinto minuto del secondo tempo, 2-2 sul sintetico del Peppino Sau di Usini. Lauria attaccata da Lombardo, pressing di Marinic che poi commette fallo su Conti.
Punizione Aprilia, batte Maiorca. Tamburini con l'interno del sinistro. Capparelli. L'ultimo tocco è il suo, la rimessa è bianco-celeste. Conti a cercare Galluzzi, chiude Tumane. Torres che nel prossimo turno volerà per affrontare una delle tre capoliste del girone, Arezzo, insieme a Filecchio e Bologna. Punteggio pieno nel girone C del campionato di Serie C. Torres momentaneamente a 6 punti, ma con una gara da recuperare, quella col Riccione. Conti la mette in area al colpo di testa di Tumane, poi Tamburini attaccata da Galluzzi. Affretta il tempo del rilancio e concede la rimessa in zona d'attacco alla squadra di mister Colantuoni. Ritmi bassi in questo avvio di secondo tempo. Capparelli dopo un paio di palleggi. Maiorca di fatto con lo stinco. Marinic anticipata da Maiorca. Poi Ruotolo con calma. Marinic. Poi Maiorca. Tumane in qualche maniera per Tamburini. Fatica a decollare la ripresa. Detto del prossimo impegno della Torres, Aprilia che invece ospiterà il Riccione dopo la partita odierna, doppio impegno casalingo per la squadra laziale. Riccione prima e Vis Civitanova poi. Galluzzi, Tumane sul pallone. Porta avanti i difensori centrali. Morlock e Spagnuolo, la squadra ospite. Maiorca sistema palla per poi metterla in area. Palla interessante nell'area piccola, libera in qualche maniera Congia, palla che però rimane lì. L'Aprilia trova il gol del vantaggio su palla inattiva, passa ancora la formazione laziale, nuovo pasticcio su corner per la Torres. L'Aprilia dunque la ribalta e trova il primo vantaggio della sfida. Potrebbe essere stata Imani Morlock la giocatrice ad andare a segno, dunque segna il difensore centrale dell'Aprilia. 2 gol su 3 arrivati sul calcio d'angolo. E dunque Aprilia in vantaggio al 53esimo per la prima volta in questa partita. Qua rimane a terra Capparelli dopo lo scontro con un'avversaria. Brutto pestone per il numero 23 che si rialza immediatamente senza neanche bisogno dell'intervento dello staff medico rossoblu. Rimessa Tamburini con Capparelli che restituisce palla all'Aprilia.
poi Tumane legge male la traiettoria, rimessa in zona d'attacco per l'Aprilia. Se aveva poca fretta prima la squadra di Colantuoni, adesso ne avrà ancora meno. Galluzzi da Lauria, Di Federico dialogano gli interni di centrocampo dell'Aprilia, poi il pallone per Padovan che cerca spazio al limite dell'area, si appoggia fuori per il tiro di Di Federico. Palla che termina alta sopra la traversa della porta, difesa da Ruotolo, che è stata anche un po' sfortunata in occasione del gol del 3-2, quando il tiro di Morlock ha trovato prima il palo e poi la schiena dell'estremo difensore campano, che rilancia per Marinic. Lombardo apre per Caparelli, si muove Gomes sulla verticale, premiato il movimento di Marinic, esce puntuale e attenta Imani Morlock. Si cerca Gomes, Morlock bene a proteggere la rimessa dal fondo. Aprilia che segna per la prima volta nel suo campionato 3 gol, ne aveva segnati 1 contro Jesina e Bologna, 2 contro Roma 14º, perdendo invece 3-0, senza dunque gonfiare la rete avversaria contro la Pistoiese. Borges, attaccata da Lauria, perde palla la giocatrice maltese, allora si può distendere l'Aprilia con Galluzzi che si gira bene, apre un po' peggio, finendo per servire Ruotolo. Controllo di Lauria, poi Padovan a cercare Melillo, fuori gioco del numero 23, e allora punizione per la Torres, che deve decisamente cambiare marcia se vuole recuperare una sfida che si è improvvisamente complicata dopo il gol di Imani Morlock. Battuta di Redolfi, Spagnuolo prima, Lombardo poi, Ladu si butta dentro Borges, lato corto dell'area, il traversone di Borges, non c'è nessuno sul secondo palo, arriva Caparelli che non riesce a conservare il possesso della Torres, e allora con le mani Conti direttamente dalle parti di Tamburini, che per un attimo non si capisce con Tumane, poi brutta palla per Lombardo che non riesce a prolungare, in tackle Borges, poi Lombardo cerca il movimento di Gomes, protegge con mestiere Morlock l'uscita di Castelrione. Qua ingenuità clamorosa di Castelrione che mette palla per terra, si sistema i calzini, la riprende per terra e dunque regala un clamoroso calcio di punizione alla Torres. Che ingenuità di Castelrione! E dunque punizione a 2 per la Torres. Argiolas che spiega la sua decisione alle giocatrici dell'Aprilia. Argiolas che concede dunque il calcio di punizione alla Torres di seconda, con Lombardo che verosimilmente toccherà per Redolfi. Vediamo se la Torres riuscirà a punire l'ingenuità di Castelrione con questo calcio di punizione. Si proverà a sfruttare la potenza del mancino di Redolfi, che invece calcia a giro alto.
Non paga dazio dunque l'Aprilia dopo l'errore di Castelrione, anche piuttosto pacchiano. Calcio di punizione battuto da Redolfi e terminato alto. Torres che ha già recuperato il possesso. Ladu da Borges. Posizione un po' più avanzata qui la numero 11 rispetto a un primo tempo in cui ha giocato piuttosto vicino a Lombardo. Qua il traversone di Redolfi, non ci arriva Gomes. Rimessa dal fondo per l'Aprilia. Sedicesimo in corso, poco meno di mezz'ora più recupero al termine. L'Aprilia guida al Peppino Sau 3-2 il risultato parziale. Colpo di testa di Caparelli, poi Marinic a contatto con Maiorca. Caparelli chiusa da Lauria che poi rallenta e scarica all'indietro per Morlock. Conti pressata da Caparelli, poi Morlock con l'interno del sinistro a cercare Galluzzi che prolunga bene per Padovan. Ora si distende l'Aprilia con il numero 11 rallentata da Tumane, poi Congia, Lombardo, Tamburini, Tumane. Palla che rimane in campo nonostante le proteste ospiti. Tumane pasticcia un po', poi Lauria calcia su un'avversaria. L'ultimo tocco è sardo, la rimessa è laziale. Conti da Galluzzi direttamente dalle parti di Congia che apre per Ladu che cerca il movimento in profondità di Gomes, se la cava la retroguardia ospite, poi Caparelli riesce a trovare Borges che prolunga per una tra Marinic e Gomes. Sfera che invece termina innocua tra le braccia di Castelrione che ha già fatto ripartire Conti. A cercare Galluzzi, legge bene Tumane. Caparelli di testa quando la palla però ha già oltrepassato la linea bianca che delimita il terreno di gioco. E allora Conti con un po' di mestiere a sistemare lo scarpino. Padovan dialoga con Galluzzi, ancora il numero 11, l'apertura per Melillo, legge bene Redolfi che chiude in scivolata. Qua Redolfi prova l'anticipo, non bene, Melillo crossa con il destro a cercare Padovan e si coordina per la battuta al volo. Bella iniziativa qui del colei che aveva segnato il gol del 2-2. E allora Torres che riparte con la rimessa dal fondo di Ruotolo, un po' corta, anche rallentata dal vento. Borgia anticipata, poi Tumane ad allontanare. Marinic anticipata da Maiorca, ancora l'80 da Redolfi. Borges si butta dentro Ladu, eccolo il servizio per l'esterno sinistro. Ancora una volta vita facile per Castelrione che dopo un paio di palleggi rinvia con il destro. Di testa Congia, altro tocco aereo stavolta di Redolfi. Rimessa Aprilia. È la solita De Stradis a far ripartire la manovra delle sue. Colpo di testa a prolungare di Melillo e fallo laterale immediatamente reso. La squadra rosso-blu di Mister Arca. Spagnuolo pasticcia, Marinic non ne approfitta, ancora il numero 25. Poi Redolfi attaccata qui da un'avversaria. Dovrebbe trattarsi di Galluzzi che dovrebbe aver commesso fallo, salvo poi avere la peggio nel contrasto con l'ex giocatrice della Riozzese.
Il tutto quando siamo entrati nel 21esimo minuto del secondo tempo al Peppino Sau di Usini. Calcio di punizione per la Torres, che ha un gol e 25 più recupero per recuperarlo. Scusandoci per la ripetizione, recupera palla l'Aprilia con Lauria, rallenta sotto l'attacco di Borgio, recupera la Torres, Marinic da lontano sul fondo. Ricordiamo la composizione delle panchine, ancora nessun cambio da ambo le parti. Per Colantuoni ci sono Unkin, Monti, Pisa, Latini, Pacifico, Mastronuzzi, Grossi, Balem e Lo Staglio. Per Arca, Sanna, Iliceva, Peddio e Russu. Va Tumane ad anticipare, ma fallosamente, Padovan. E dunque calcio di punizione per l'Aprilia quando ci avviciniamo alla metà del secondo tempo. La battuta di Maiorca, libera Tamburini, poi Conti per nessuno. Rimessa laterale da ripetere. Lombardo. Marinic cerca Gomes che si protegge dall'attacco di Morlock, poi Marinic che sterza sul numero 24, cerca spazio per il traversone, 3 compagni in area. Cross deviato da Marinic, perfeziona il disimpegno Maiorca, poi Tamburini dopo 2 colpi di testa prova a mettere ordine Padovan che cerca in profondità una compagna, qui Ruoto lo controlla e poi apre sulla sinistra per Redolfi. Palla profonda per Gomes, protegge l'uscita di Castelrione Morlock. Se la cava l'Aprilia. Torres che ora fatica a creare limpide occasioni da gol. Rimessa a Destradis. Morlock a cercare Padovan, ha capito tutto Tamburini che serve Caparelli e si butta dentro. Tumane, varcare la linea mediana, aprire per Tamburini, controllo orientato a saltare Conti, si muove Marinic, Tamburini viene dentro il campo, scarica all'indietro per Congia che poi calcia su Lauria che tocca con un braccio, punizione Torres a 35 metri abbondanti rispetto alla porta difesa da Castelrione. Tamburini, dribbling del 7, Tamburini prova a far girare il sinistro, palla che termina all'atto sotto la guardia attenta di Castelrione. Destradis cerca Galluzzi, anticipata da Congia che poi con il destro si appoggia dal ruotolo. Tumane, pallone per Caparelli, troppo lungo per il numero 23. Aprilia che si vede omaggiata di un'altra rimessa laterale. Con calma Conti. Lauria non riesce a controllare, Tumane spera che la palla termini in out.
circostanza che non si verifica, e allora è lei stessa a metterla fuori per evitare guai peggiori. Si riparte da Conti. Galluzzi, spalle alla porta, Tumane le ruba il pallone, Marinic cerca con il colpo di testa a Gomes, le ruba il tempo Morlock, poi Borges con il corpo a favorire la giocata di Congia, palla orientata in qualche maniera dal vento. Castelrione deve uscire dalla sua area di rigore. Torres che si affaccia timidamente nella metà campo offensiva, batte Tamburini, controlla Lombardo, palla profonda per il numero 7, riceve nuovamente Lombardo, va giù il numero 14, calcio di punizione Torres. Quattro giocatrici della Torres in area di rigore, ne sta per arrivare una quinta. Partono tutte da lontano. Fischia Argiolas, batte Redolfi, pallone interessante, spizza Marinic, centrale, para Castelrione. Tumane da Tamburini, rimessa Aprilia. Ventottesimo in corso, 3-2 Aprilia, pallone in mezzo, palla che arriva sul secondo palo e termina sul fondo senza che ci sia bisogno dell'intervento di Ruotolo. Portiere ex Napoli che sta per rimettere il pallone in gioco. Rinvio corto, Galluzzi, spazza Tumane, rimessa Aprilia, ancora De Stradis, mentre si muove qualcosa su entrambe le panchine. Padovan, fermata da Tamburini, conserva comunque il possesso il numero 11. Torres che non riesce ad imprimere l'accelerazione che servirebbe per rimettere l'inerzia della partita dalle parti delle rossoblù. Capparelli chiusa dall'intervento in scivolata di Conti, rimessa già battuta da Tamburini. Lombardo, dove non c'è nessuna compagna, stringe il campo Ladu, che non trova però alcuna compagna, mentre è pronta Iliceva. Rilancia Castelrione. Eccolo il cambio, fuori Tamburini, dentro Gergana Iliceva. Debutta dunque in rossoblù la giocatrice bulgara, classe 2002, che va a giocare ora da difensore centrale con il dirottamento in posizione di terzino di Tumane. Marinic cerca Gomes, palla un pelo troppo esterna, Gomes la tiene viva, arriva l'aiuto da parte di Capparelli che non crossa di prima, si mette palla sul sinistro, poi la mette al limite, Marinic anticipata, spazza via Padovan, rincorre e controlla Congia, a cercare Ladu, anticipata da De Stradis,
poi Lauria a controllare il pallone sull'attacco di Borges, taglia dietro la schiena di Ladu e riceve De Stradis, poi Galluzzi di prima per Melillo, fuori gioco del 23, si infuria con Ventuleddu, il numero 23 biancoceleste, lancio lungo per Gomes, rallentata da Spagnuolo, si arrabbia Gomes che non accoglie di buon grado la marcatura piuttosto fisica da parte del difensore centrale, classe 1991, una delle giocatrici più esperte a disposizione di mister Luigi Colantuoni, che sta accarezzando l'idea di portare a casa i 3 punti dal terreno di gioco della Torres. Caparelli si butta dentro Tumane, palla un po' pigra per il numero 2, qua Lauria rischia di farsi male nel tentativo di spazzare, rimpallo che stava per finire direttamente sul suo volto, rimessa Torres già battuta, Marinic prova a sfondare, sta bene con lei Conti, Tumane crossa con il destro, palla un po' arretrata, il controllo a seguire di Gomes, Castelrione pensa solo per un attimo all'uscita, poi Marinic con un qualcosa che non è né un tiro né un cross, che termina direttamente sul fondo. Altra indecisione di Castelrione, ancora una volta la Torres non è capace di approfittare dell'incertezza del numero 28 ospite, che ora rilancia lungo con il destro. Colpo di testa di Redolfi, Ladu spalle alla porta, conserva il possesso, il numero 10 scarica all'indietro per Congia che lancia lungo a cercare Redolfi, anticipa solo per un attimo Maiorca, poi Marinic che si abbassa per lavorare questo pallone, va da Tumane che apre per Caparelli, palla troppo lunga per il 23. 33esimo in corso al Peppino Sau di Usini, Torres 2, Aprilia 3, questo il risultato parziale. Rimessa Torres già battuta, Tumane batte male e allora gentile omaggio per l'Aprilia. A battuta di Conti, il colpo di testa di Tumane, quello di Iliceva, poi Caparelli, la butta di Federico che chiedeva invano e non con troppa convinzione un tocco di Marinic. Riceve ora il numero 80 che poi si libera con il tunnel di Conti. Mette questa grande palla sul secondo palo, Ladu non ci arriva, o meglio ci arriva male. Chiude Melillo, grande chance per la Torres al 78esimo. Congia la mette in area di rigore, Castelrione facile. Doppio colpo di testa, prima Congia e poi De Stradis. Ladu travolta dall'avversaria. Punizione Torres. Batte Congia, controlla Gomes, poi Maiorca anticipata da Marinic. Non trova il tempo e lo spazio per il tiro, allora libera Lauria, poi Redolfi a controllare in qualche maniera, raddoppio portatole da Galluzzi e Melillo, Redolfi prova a travolgere tutto e tutte, palla ancora a lato, ultimi 10 di partita, poi solo recupero.
Marinic prova il destro al giro, largo. Torres che ci prova, più di cuore che di testa. Rilancia Castelrione. Gomes lavora a spalle alla porta, si appoggia su Borges. Stop di petto di Ladu. Poi Lombardo, ma c'è il fischio del direttore di gara. Punizione per la Torres. Si arrabbia Colantuoni, non troppo convinto della bontà della decisione arbitrale. E allora chance su palla inattiva per le ragazze di Mister Arca. Ultimi 9 di partita. In avanti Caparelli, Tumane, Gomes, Congia, Lombardo, Marinic, fischia Argiolas, batte Redolfi, arriva Congia, tocca Caparelli, poi Lombardo sul fondo. Più lungo che può Castelrione, non la tiene Melillo, e allora con le mani Redolfi. Troppo lungo per Marinic, troppo corto per Gomes, di testa Lombardo, spazza Morlock. Tumane da Marinic, poi Caparelli, salta Lauria, arriva la chiusura puntuale di Maiorca. Calcio di punizione Aprilia, rimangono a terra il 23 bianco e il 10 bianco celeste. Conti, spazio per il terzino sinistro, ex Grifone. Rimessa battuta per Lombardo, attaccata in maniera ritenuta regolare da Lauria, che poi prova da lontano. Tiro alto, continua a correre il cronometro. Orologio che diventa sempre più alleato dell'Aprilia e nemico della Torres. Rilancia a Ruotolo, Redolfi, poi Lauria, ancora il 32, serie di batti e ribatti, poco raziocinio in questa fase di gara. Lauria frena su Borges, poi Galluzzi, fallo di Borges, punizione Aprilia. Partita di sostanza quella di Galluzzi, che ha lavorato tanto e bene, spalle alla porta. Altra palla inattiva, e visto come sono andate le cose quest'oggi, non una buona notizia per la Torres. Palla sul secondo palo, Ruotolo in qualche maniera poi la aiuta Tumane. Palla che rimane lì, calcia Lauria, Ruotolo con i pugni sulla ribattuta Galluzzi che segna ma in fuorigioco. Punizione per la Torres battuta da Ruotolo. Gomes allarga a destra per Caparelli, vicino a sé Marinic che si butta dentro. Caparelli la serve, forse con un tempo di gioco di ritardo. Marinic prova a chiudere il triangolo, calcia in tribuna Maiorca.
Marinic si protegge dall'attacco di Conti, prova il cross con il destro, svirgola. Marinic, rimessa dal fondo per l'Aprilia, 41esimo in corso. Rilancio di Castelrione, colpo di testa di Capparelli, poi Morlock rallentata a rallentare Gomes. Rimessa Torres in zona d'attacco, batte Tumane. Gomes sulla linea di fondo, riempiono l'area Ladu e Borges. Ora Marinic viene chiusa sul pallone. Poi Tumane. Lombardo, fallo sul numero 14, così ci era sembrato, di difforme opinione Argiolas. E allora Congia per Redolfi, controllo complicato, fallo laterale per l'Aprilia, si alza la bandierina di Ventuleddu, 3,5 più recupero. Gomes prova a fare la guerra con tutta la retroguardia dell'Aprilia, si butta dentro Marinic. Gomes prova a puntare Morlock, prende la linea di fondo Gomes, Morlock sta bene con lei, la chiude in scivolata, calcio d'angolo Torres. Batte Lombardo, palla che arriva dalle parti di Tumane, che colpisce ma non indirizza. Rimessa Aprilia. Salta Ladu, poi Mallorca, poi Padovan a cercare Melillo che aggira Redolfi. Rimessa per la Torres, non è riuscita nell'intento di tenere il pallone in campo Melillo. Ha battuto Redolfi, appoggio un po' così qui di Marinic. Aprilia che bada ad allontanarla il più possibile dagli ultimi metri di campo. Coppia di rimesse laterali per la Torres. Marinic riceve sul lato corto dell'area, viene ancora una volta chiusa, e Torres che avanza a piccoli passi. Gomes spalle alla porta, Morlock calcia lungo con Giabucca, ci pensa Iliceva che allarga sulla sinistra per Redolfi. Palla profonda, non ci può arrivare Gomes. Spagnuolo in apprensione, non prova neanche a proteggere la rimessa dal fondo. È iniziato l'ultimo giro di orologio, 3 minuti di recupero. Questa è la segnalazione di Argiolas, o meglio dettata da Argiolas. Marinic a fare la guerra nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, prova a puntare un po' tutta l'Aprilia, finisce col perdere il pallone. Redolfi, cross sporcato, Gomes di testa, rimessa per l'Aprilia. Si assottigliano sempre di più le speranze della Torres di tornare a casa con almeno un punto. Rossoblu non troppo distanti dalla seconda sconfitta in campionato. Non riesce nel colpo di testa Melillo.
Redolfi a cercare Marinic, spazza via Spagnuolo, poi Galluzzi attaccata da Congia, è falloso l'intervento del capitano rossoblù. Punizione per l'Aprilia. Ladu prova ad aggirare il numero 24, anzi 21, scusate, di Federico. Guadagna un calcio di punizione, ultimi 2 minuti di partita. Pallone in area, Morlock attenta a liberare i propri 16 metri, poi Tumane, Iliceva, pallone dentro, controlla Marinic, Morlock ci mette ancora una pezza, grande prova dei difensori centrali dell'Aprilia. Caparelli vicino da Lombardo, cerca spazio per il traversone Caparelli, finisce per trascinarsi, palla sul fondo. Caparelli anticipa solo per un momento Padovan, poi palla lunga, Galluzzi non può controllare, 45 secondi per le speranze rossoblù, lascia sfilare Marinic, arriva anche Gomes, l'ultimo tocco è di Conti e allora l'ultimo arrembaggio per la squadra quest'oggi tutta in bianco, rimessa già battuta. Padovan, poi Lombardo, non bene, e allora vanno lentamente a scemare le speranze rossoblù. Con tutta la calma del mondo, come è logico che sia, l'Aprilia. Tumane ad anticipare Galluzzi, poi Marinic alza troppo la gamba. Scadono ora i 3 minuti di recupero e infatti fischia 3 volte Alberto Enrico Argiolas. L'Aprilia espugna il Peppino Sau di Usini battendo la Torres con il punteggio di 3-2. Con questi 3 punti la formazione di Colantuoni sale a quota 6 punti in classifica, raggiungendo proprio la Torres che va incontro alla seconda sconfitta di questo avvio di campionato. Rapidamente la successione delle reti, Torres in vantaggio al 10° con Redolfi, il pari al 19° sul calcio di rigore di Mallorca. Torres nuovamente avanti 3 minuti dopo con il gol di Gomes, nuovo pari su calcio di rigore, anzi scusate, sugli sviluppi del calcio d'angolo con il colpo di testa di Padovan. Il gol partita arriva all'8° della ripresa e porta la firma di Imani Morlock. Dunque per l'ultima volta il risultato finale dal Peppino Sau di Usini, Torres 2, Aprilia 3. Io ringrazio Alberto Tosini per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it.